Anche ad Agrigento, come in tutta Italia, manifestazione di CGIL, CISL e UIL per la riforma delle pensioni e il lavoro ai giovani. Gli interventi al videogiornale Irene Millisenda. Ai lavoratori che si possano costruire anche una pensione. Giornata di mobilitazione nazionale dei sindacati che scendono in piazza per cambiare la legge Fornero sulle pensioni. Cambiare le pensioni e dare lavoro ai giovani è lo slogan scelto da CGIL, CISL e UIL per la manifestazione unitaria. Lavoratori e pensionati manifestano per chiedere di cambiare la legge Fornero e ottenere una maggiore flessibilità in uscita. Si tratta di due richieste considerate prioritarie per cambiare il sistema previdenziale nel segno dell'equità, della sostenibilità finanziaria e della giustizia sociale, accanto a una diversa politica fiscale che sostiene i redditi dei pensionati. Una mobilitazione, quella di oggi, per far sentire la voce di tanti lavoratori, pensionati, donne e giovani che chiedono maggiore rispetto e un futuro più dignitoso. Noi diciamo che il governo debba passare dagli annunci ai fatti, cioè deve, come ha detto di fare, mettere mano a questa legge Fornero, cambiarla. Noi diciamo e chiediamo che vengano introdotti meccanismi di flessibilità in uscita. Non è possibile non considerare che i lavori sono diversi e che non è vero, non è possibile andare tutti in pensione allo stesso punto e soprattutto a un punto così alto, perché la legge Fornero appunto ha innalzato l'asticella oltre ogni limite consentito, e fra l'altro questo crea anche un effetto di tappo sull'ingresso al lavoro delle giovani generazioni. È una legge, la legge Fornero, che ha danneggiato fortemente i lavoratori che dopo tanti anni di sacrifici dovrebbero beneficiare del pensionamento per consentire tra le altre cose ai giovani di mettersi nel mondo del lavoro. Con la legge Fornero tutto questo non è avvenuto, anzi si mortificano i diritti dei lavoratori e non si consente ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. CGIL, CISL e UIL hanno oggi indetto questa manifestazione su tutto il territorio nazionale, dislocato per le varie province, proprio per protestare e per dire al governo che bisogna riformare il sistema pensionistico in Italia. Questa è una proposta che già abbiamo fatto al governo nazionale, che è stranamente sordo. Lo comprendiamo anche il motivo, perché approfitta della legge Fornero, che tutti giudicano, soprattutto nei talk show, una legge inadeguata, che non è in linea neanche con le riforme pensionistiche fatte in altri paesi d'Europa, però continua a far finta di niente e fa cassa alle spalle dei lavoratori e dei pensionati. Noi non ci stiamo a questo gioco, noi abbiamo chiesto al governo un confronto serrato per riformare le pensioni, per rendere il nostro paese più equo e solidale tra le varie generazioni. Allora, siccome questo governo non è abituato a parlare con i suoi cittadini, non vuole fare patti e accordi con i cittadini, ma preferisce probabilmente fare accordi con le lobby del petrolio e delle banche, noi diciamo a questo gioco non ci stiamo più. Faremo ferro e fuoco per tutelare i diritti di tutti noi cittadini, perché dopo un lavoro di tanti anni abbiamo la necessità assolutamente di riposare con una pensione dignitosa e che abbia un potere d'acquisto e ci permetta di vivere serenamente insieme alle famiglie.